Buona giornata, benvenuti, bentrovati, altro nostro appuntamento quotidiano con la rassegna stampa dai principali giornali quotidiani del mattino, della giornata. Oggi, mercoledì 24 luglio 2019, Mirko Villanova in studio per condurre questa nostra edizione che va in onda sulla web tv www.venetoglobe.com. Trovate poi questo nostro servizio scaricabile on demand e guardabile un po' in tutte le ore del giorno, quando e come vorrete e vorrete. Andiamo ad iniziare con le notizie, con le principali testate, noi di consuetudine Tribuna, Gazzettino, poi le pagine provinciali di Tribuna e Gazzettino e concluderemo con la Gazzetta dello Sport per la consueta panoramica sportiva della giornata. E allora apriamo con la Tribuna di Treviso che ci porta in prima pagina a parlare di Conte che dice la TAV sarà fatta, non realizzarla ci costerebbe di più, sconfessata la linea del Movimento 5 Stelle, se ne parla alle pagine 4 e 5. A pagina 6 invece sugli affidi, Salvini a Bibbiano, ci vuole una commissione di inchiesta. Il risico bancario, la BCC più grande del Veneto, e questa è l'apertura vera e propria della Tribuna di oggi. Vedete, il credito trevigiano si fonde con Cassa Brendola, un'operazione da 5 miliardi e 120 mila clienti, altra fusione in vista, quella tra Orsago con Pordenone. Se ne parla anche in questo caso alle pagine interne della Tribuna numero 2 e numero 3. La foto quest'oggi a centro pagina è sul decreto Salvini e ne parla Serena, dice il decreto Salvini taglia la squadra di calcio dei profughi. Era approdata nella Serie A degli amatori ma aveva soprattutto vinto la sfida dell'integrazione, barcamenandosi tra lingue e religioni diverse che certamente potevano ostacolare l'intesa sul campo. Il sogno della squadra di calcio della caserma Serena svanisce però con il decreto Salvini. Quest'anno le due formazioni, nate tra le stanze del centro di accoglienza, non si iscriveranno al campionato amatori. Non ci sono i soldi. E allora qui di spalla via libera all'accordo, Treviso entra nello stabile, salva la stagione teatrale, ieri c'è stata l'assemblea dei soci del Teatro Stabile del Veneto, poi la sentenza sulla baita al lago, 6 anni al PR per la violenza su una ragazzina e il commento viene a firma di Panarari a pagina 8, il governo del non cambiamento. La politica di questi giorni sembra una maionese impazzita, dice, o un frullatore nel quale si mescolano questioni diversissime. Questo è il commento che va a continuare poi alle pagine interne della Tribuna. Caso Bixio, si muove la procura con i soldi del condominio, pagato anche il resort di lusso, oltre ai bonifici condominiali a favore di altri condomini, bonifici all'indirizzo di resort per le vacanze. Va a funghi in montagna, si perde, cade e muore, partita ieri alle 7:15 dall'agriturismo di Pralongo di Auronzo. Natalina Stefani, 69 anni, di Povegliano, era d'accordo con il marito che sarebbe tornata verso le 10:30, non vedendola più rientrare l'uomo ha dato l'immediato allarme, forse a causa degli smottamenti causati dal passaggio di Vaia. La cercatrice di funghi è scivolata fino al greto del torrente sottostante, riportando traumi fatali purtroppo in zona Pian de Sera. E allora la notizia conclusiva della prima pagina della Tribuna di oggi è affidata al ciclismo, una cronometro dell'UNESCO per il Giro del 2020. A distanza di 5 anni il Giro d'Italia nel 2020 potrebbe proporre una tappa trevigiana con la ghiotta possibilità di arricchire la frazione di un significato extra, ovvero il recente riconoscimento di patrimonio UNESCO attribuito alle colline della DOCG. Questo per quanto riguarda la prima pagina della Tribuna. La lasciamo e passiamo alla prima pagina del Gazzettino, che inquadriamo così. I 3 riquadri, come di consuetudine, a Povegliano
o meglio di Povegliano, questa donna che è andata a funghi e scivolata nel torrente, una donna è morta in zona Auronzo. Poi la storia, scoperta la primissima baruffa ciosota, se ne parla a pagina 20, e per i mondiali di nuoto poi la inquadriamo sulla Gazzetta dello Sport e sulle notizie sportive dei quotidiani. La Quadarella è oro favoloso, nei 1500 metri ha staccato tutto, mentre la Pellegrini si va a centrare l'ottava sua finale. Jesolo, divieto di alcol nei fine settimana estivi, ma non ci voleva tanto per proporlo, Cioè, da tempo qualcuno lo sta chiedendo, qualcuno lo sta battendo questa cosa. Io continuo a dire che per esempio nelle discoteche, nei locali, niente, non ci dovrebbero essere le possibilità ad una certa ora, dopo una certa ora di bere. Poi tutti ti dicono vabbè, ma se li portano dentro, se li portano da fuori, anche lì bisognerebbe maggiori controlli, non soltanto sulle discoteche ma sui locali. Fino al 14 settembre non si potrà bere nei luoghi pubblici e nelle spiagge di Jesolo, insomma è lotta all'abuso di alcol tra giovani e meno giovani. Qui siamo a Venezia invece, su questo riquadro. Toninelli non chiude al porto provvisorio di Marghera e Fusina, nessuna decisione sullo spostamento delle navi da crociera dal bacino di San Marco a Venezia, ma per il ministro Toninelli non è più un tabù lo spostamento nelle banchine di Marghera e Fusina, sempre comunque in laguna. Altro riquadro evidenziato, si parla di osservatorio, corruzione in Italia, oggi come nel 92 per 8 nordestini su 10. L'opinione invece di Giorgio Brunetti, di spalla a questa prima pagina del Gazzettino, si parla di enti lirici e di politica spartito che bisognerà ripensare. Facciamo salire la pagina e scopriamo la TAV con governo che è pronto a dire di sì. Conte dice non farla costerebbe di più. Trasporti, i sindacati non rinviano lo sciopero, oggi allora sono fermi treni ed autobus. Il caso, guardate questa foto, è la barriera antimigranti che è stata messa al confine con la Croazia. La Slovenia alza altri 40 km di cosiddetto muro. La Slovenia costruisce una barriera di filo spinato al confine croato. Mi era già capitato di vedere questa barriera al confine croato un anno fa, 2 anni fa più o meno, e devo dire che mi aveva fatto un certo effetto. L'avevamo anche ripresa con le nostre telecamere, mi aveva fatto un certo effetto perché insomma nel 2000 e rotti ancora con queste cose, ancora con queste barriere, mi fa veramente un pochino arrabbiare. Autonomia, Toninelli, le infrastrutture, c'è l'intesa trovata, e poi la Lega parla di un assoluto falso. Le ultime due notizie a chiusura di prima pagina sono 2 riquadri, il primo evidenziato per la notizia che arriva dalla Gran Bretagna con il nuovo premier che è Boris Johnson, ultra della Brexit. Boris Johnson ha stravinto la sfida con Jeremy Hunt per la guida dei Tory, ottenendo 90.000 voti contro 40.000 nel ballottaggio tra gli iscritti. Johnson assumerà da oggi anche la guida del governo dopo le dimissioni di Theresa May. Attuare la Brexit, unire il paese, sconfiggere Jeremy Corbyn, sono questi gli obiettivi indicati nel suo discorso della vittoria. L'ultimo articolo da questa parte, di spalla, sempre a chiusura di prima pagina, l'annuncio per anticorruzione lascia Cantone, clima che è cambiato. Raffaele Cantone lascia l'ANAC dopo oltre 5 anni alla presidenza dell'anticorruzione, lo ha annunciato lui stesso in una lettera sul sito dell'autorità. Questa la prima pagina del Gazzettino. Adesso andiamo sulla provincia, cominciando sempre dal Gazzettino. Il Gazzettino provinciale, come quello nazionale, ha i 3 riquadri. Il primo qui su Conegliano, allarme batteri nell'acqua, è il terzo sforamento che avviene in 2 mesi, se ne parla a
pagina 20, poi in mezzo il secondo riquadro parla di calcio, il vecchio Treviso non si iscrive, il club rischia di saltare, se ne parla alle pagine 24, e poi troppo caldo, l'Inghilterra di rugby si allena in palestra. Lo abbiamo provato anche noi l'altro giorno, questo caldo che veramente era veramente micidiale, e molte volte mi sono chiesto come abbiano fatto i rugbisti della squadra del Benetton, che sono in allenamento, a concludere il loro allenamento veramente massacrante. I consigli hanno approvato la nuova riorganizzazione, e allora qui vedete il titolone: rilancio di fondazione, la svolta, più che dimezzato il debito con Unicredit da 28 a 13 milioni di euro, via le società strumentali, Gagliardi e Semenzato fuori, i due dicono che è un'operazione condivisa, ora guardiamo al futuro. Si parla di affitti-ater con aumenti per 1.500, ma nessuno sarà cacciato. Lo scandalo ancora sui condomini o condomini, mi manca l'accento, in rosso, colpa anche dei fornitori. La colpa è dei fornitori, non si possono aspettare mesi e mesi di bollette non pagate per intervenire coprendo di fatto gli amministratori. Devono bloccare i servizi prima, facendo scoppiare il bubbone. A centro pagina, prima del Treviso provinciale, troviamo i casoini: aiutateci a sopravvivere. I bottegai, dove si può comprare di tutto, dagli alimentari all'abbigliamento, sono quasi indispensabili nei piccoli centri, ma fanno fatica a tenere aperto, e ora lanciano un appello: aiutateci a sopravvivere. Arriva in un viaggio, in un'inchiesta del Gazzettino, da Conegliano ad Oderzo, l'appello dei bottegai, che forse dovevano svegliarsi un attimino prima. Scivola nel torrente mentre va a funghi, muore una 69enne di Povegliano. L'incidente è accaduto ad Auronzo, piede in fallo su una frana causata dalla tempesta Vaia, e cadavere trovato a bordo fiume. Castelfranco Veneto violentò una quindicenne fuori dalla discoteca, 6 anni per il PR di 23 anni Filippo Roncato, accusato di aver violentato una quindicenne nell'agosto del 2015 durante una festa alla Baita al Lago di Castelfranco Veneto. Aveva suonato venerdì DJ Shake, ucciso da un malore nella notte tra lunedì e martedì, ha tolto ai suoi cari e ai suoi fan Luca Casalucci, in arte DJ Shake, che qui vedete, eccolo la sua foto, The Rockfather. Casalucci, alla soglia dei 40 anni, era un DJ amato ed apprezzato soprattutto nel mondo rock. Era originario di Monastier, ma risiedeva a Musile di Piave e faceva la spola tra le console del trevigiano e del veneziano, da Treviso a Mogliano, da Jesolo a San Donà e oltre. Indimenticabili i suoi DJ set nei più svariati locali della provincia, dal Bottegon all'Om al Dump, e le mitiche serate Shake and Friends dalla Rosa e Baffo a Mogliano. Venerdì scorso aveva suonato sulle mura a Suoni di Marca, viene a scomparire. Oderzo si tuffa da una piattaforma a Jesolo, un 26enne rischia di restare paralizzato, rischia la paralisi per un tuffo. Un giovane di 26 anni di Oderzo, solo le iniziali MB, è stato trasportato all'ospedale di Treviso per una sospetta lesione del midollo spinale. Le sue condizioni dovranno essere approfondite, ma rischia di restare in sedia a rotelle. L'incidente ieri a Jesolo, su una piattaforma al lago e non su di un pontile. Questo per quanto riguardava la prima pagina del Gazzettino trevigiano. Adesso andiamo alle pagine interne, cominciando dall'appello delle botteghe che vi dicevo prima. Gli ultimi casoini, vedete il titolo: teniamo in vita i paesi, aiutateci. 2 attività per 400 anime, la mission non è vendere, restiamo aperti per la gente. Se ne parla un po' di questo appello da Conegliano ad Oderzo, il grido dei piccoli alimentari si alza. L'oste, via tasse e balzelli ai commercianti coraggiosi, e questo si allarga alla battaglia di Cesare De Stefani per una fiscalità sostenibile. Sono preziosi, ingiusto che debbano pagare come la grande distribuzione. Questo per quanto riguardava questo articolo. Conegliano, Tarso e Pieve di Soligo, ecco qua la pagina, con ancora batteri nell'acquedotto
ridotto, è il terzo sforamento in 2 mesi a Conegliano, veramente incredibile. Superati i limiti di legge per i coliformi nel pozzo del Colnù che era stato già chiuso. Piave Servizi parla di nessuna irregolarità, un'interpellanza di Bortoluzzi del PD. Inevitabile l'articolo sulle colline del Prosecco, dalla regione arrivano le linee guida, vengono riprese a Valdobbiadene e poi Vivere Pieve lascia il consiglio, per quanto riguarda il consiglio comunale di Pieve di Soligo, eccolo qua, il prefetto risponde al quesito delle altre minoranze che volevano occupare lo scranno, invece dovranno rinunciare, questo per quanto riguarda Pieve di Soligo. Siamo su Vittorio Veneto, lo vedete inquadrato così, eccolo, killer inconsapevoli, come un gioco per loro. Nel mondo virtuale di Second Life, Paolo era l'imperatore, Patrizia la principessa e Angelica la figlioletta di 3 anni, incredibile ragazzi. Il GIP dice che è stato ucciso in modo cruento e nessuna presa di distanze, le proteste delle 2 donne in aula che continuano a dire era legittima difesa. Ma se voi ci pensate, insomma, nel mondo virtuale di Second Life, Paolo Vai, ucciso, aveva 57 anni. Chi lo ha ucciso? La compagna Patrizia Armellin, 52 anni. La più giovane, Angelica Cormaci, 24 anni. Giocavano a Second Life, oppure vivevano in questo mondo virtuale. Cosa vuol dire estraniarsi dalla realtà? Queste sono le cose pericolosissime. Oggi ci sarà l'esame autoptico sul corpo della vittima, oggi alle 12 verrà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo di Paolo Vai. Rimaniamo sempre su Vittorio Veneto perché si parla ancora del traforo, non finisce più il traforo, al via ci sono i carotaggi per la seconda galleria, da Rindola fino all'ospedale di via Forlanini potrebbe essere realizzato il secondo stralcio dell'opera, questo per quanto riguardava il Vittorio Veneto. Vado sulla tribuna di Treviso, pescando, ecco in diretta come potete vedere, pescando la pagina trevigiana del quotidiano. Università e campus per l'ex distretto, imprese interessate ma mancano le offerte. Da Fondazione sì agli spazi in più per Ca' Foscari e Padova, complesso San Paolo si cerca un immobiliare che investa. Questo per quanto riguarda questa notizia. L'altra notizia che vi raccontavo dalla prima pagina in precedenza è quella sul teatro che ora è stabile, tutelati i lavoratori e grande stagione che si presenta al via. Andiamo alle pagine interne adesso della tribuna. Vedete sulla Conegliano Quartier del Piave, eccola qua, scusatemi, eccolo, nasce la fondazione delle colline UNESCO, in arrivo le norme per la tutela del sito. La Regione annuncia la costituzione del nuovo ente giuridico, scriverà le linee guida che i comuni dovranno recepire, trasformazioni edilizie ed interventi agronomici solo se si preservano ambiente e paesaggio. Queste le novità. Giriamo la pagina con Conegliano Quartier del Piave, per la terza volta ancora batteri nel pozzo e nessuna informazione soprattutto. Il PD accusa la giunta, l'assessore Zambon e Piave Servizi parlano di problema contingente subito risolto e nessun allarme. Ricordo che una volta le notizie venivano date attraverso la radio, attraverso i quotidiani. Adesso con la scusa di internet, con la scusa di Facebook, le notizie passano prima attraverso questi canali che raggiungono ancora, secondo me, meno persone e soprattutto le persone meno protette, e cioè gli anziani. Quindi qualche cosa deve cambiare anche per quanto riguarda l'informazione, il modo di fare informazione, sempre secondo il sottoscritto, che poi conta poco o nulla, però insomma io lo lancio e lo dico da qui. Somec acquisisce nuovi ordinativi per 18 milioni, è una delle ditte più del momento, l'azienda di progettazione e realizzazione nell'ambito navale e civile da inizio anno ha raggiunti ordini, pensate, per 200 milioni di euro.
Schianto con 2 morti, i dubbi della procura, ordinata una perizia sull'incidente l'altro giorno per quanto riguarda i 2 cinesi, i 2 coniugi cinesi che hanno trovato la morte in territorio di Nervesa della Battaglia. Andiamo su Vittorio Veneto perché c'è una notizia che dice valorizzare caserme e sedi demaniali, Miatto vola a Roma. A Vittorio Veneto ci sono 7 edifici in attesa di nuova destinazione, l'intesa di qualche anno fa per la Gotti è ancora inattuata. Oggi sono in vena di polemiche, ma mi chiedo da sempre del perché queste cattedrali, visto che non si usano più, non c'è più nulla, queste cattedrali nel deserto rimangono lì, come molte appunto, come avete sentito a Vittorio Veneto, senza che nessuno possa farci niente. Io capisco che siano di proprietà del Ministero della Difesa, però insomma qualcosa bisognerebbe anche fare e sistemare soprattutto, e non metterci poi coloro che arrivano da fuori, gli immigrati, perché sono delle condizioni vivibili o meglio invivibili al 100%. Dispersi sul Cansiglio a causa degli alberi caduti sono stati trovati dai soccorritori. Lungo il tratto, andiamo a leggere velocemente. Soccorso ieri verso le 13:20 per una coppia di escursionisti di Ferrara in difficoltà sul Cansiglio a causa degli alberi caduti, non si sono più ritrovati. Vittorio Veneto, Vai è stato aggredito in 2 riprese, il giudice dice non fu legittima difesa. E ancora si tuffa dalla piattaforma, come vi dicevo prima, un ragazzo rischia la paralisi, è un ragazzo di Oderzo e purtroppo per lui ci auguriamo che insomma le condizioni siano migliori di quello che ci stanno dicendo. Allora, siamo sulle pagine sportive adesso. Per quanto riguarda la tribuna, apre con la cronaca sportiva nazionale ed internazionale. Quadarella, i 1500 sono d'oro, adesso manca soltanto le Olimpiadi, ha fatto una gara splendida, ha staccato tutti. Inghilterra a Treviso, allenamenti nel caldo torrido e una grande opportunità per i fan che non mancano. Lunedì il sopralluogo con la richiesta di rasare l'erba al massimo e l'Italy Camp inizia tra i ragazzini che circondano i campioni. I ragazzini sono quelli del camp, di cui poi magari nella giornata o domani ne parleremo con Grespan, uno degli organizzatori appunto di questo camp. Calcio. Andiamo a vedere cosa succede ancora a Treviso perché sembra che non ci sia pace. Sparisce il club bianco-celeste per quanto riguarda il vecchio Treviso. Il vecchio Treviso è morto, dice questo titolo, addio iscrizione. La società presieduta da Marani getta la spugna, niente derby con l'Academy. Vanno ereditati 110 anni di storia sportiva. Ma continuiamo a parlare di questa eredità, di questa storia sportiva. Insomma, la squadra è stata fatta, andiamo avanti con l'Academy e vedremo quello che succederà. Anche il basket trevigiano TVB fa parlare con gli ultimi acquisti, una squadra camaleontica, titola così il Gazzettino, la Tribuna, anzi la chiave del mercato è Barnett che non dovrebbe rimanere. Giro 2020, la crono UNESCO Valdobbiadene Conegliano è programmata e potrebbe esserci nel 2020, ci sono i contatti tra Regione ed RCS Sport. Sport ancora e anche dal Gazzettino, caldo africano, vedete l'Inghilterra salta il primo allenamento, vista la temperatura proibitiva, il CT Jones fa slittare l'uscita sui campi della Ghirada, allora tutti a sudare in palestra in attesa della doppia seduta programmata proprio per oggi. Certamente Nacho Brex non è fortunato, dopo essere stato operato lo scorso anno alla mano destra mi pare, adesso giocando al Rugby 7, con cui stava facendo anche bene tra l'altro, è caduto e si è rotto il metacarpo della mano sinistra durante una delle partite della Nazionale 7 in Francia. Ieri presso la casa di cura di Rovigo Brex è stato operato dal dottor Tognon, l'intervento è perfettamente riuscito, tuttavia
tuttavia il biancoverde potrà tornare utile all'inizio soltanto del Pro 14. In bocca al lupo a Nacho Brex, che sicuramente tanto fortunato non è in questo momento, in questi anni. ACD Treviso, vedete, a rischio chiusura, nessuna traccia ieri alla scadenza dell'iscrizione online, insomma ne rimane una di squadra trevigiana. Primo arrivo a Ponzano delle nuove, Virtus Resana ripescato, come vi abbiamo detto a Ponzano arriva Emma Coffau, giocatrice classe 99. Il Caerano di Pavan punta in alto, vuole almeno i play-off. Questa è l'ultima notizia sportiva dalle nostre pagine locali, Tribuna e Gazzettino. Ci spostiamo sul nazionale e l'internazionale con la Gazzetta dello Sport che titola Simona Stella Mondiale. E parliamo del fenomeno Quadarella, ha vinto l'oro nei 1500 stile libero, ha staccato tutti, la azzurra domina la gara, fa il record italiano, Ledchi dà forfait invece per un virus ed è incredibile anche la Pellegrini, è in finale nei 200 stile libero, paltrinieri detti, adesso tocca a voi. Poi per il calcio, Juve-Inter è una sfida totale in Cina, alle 13:30 in TV si può vedere il primo derby d'Italia stagionale, quante rivalità dai muri difensivi a Sarri contro l'ex Conte, il duello di mercato tra Paratici e Marotta, eccola qua la foto anche di Inter-Juve e poi si chiude con l'intrigo viola, commesso su Chiesa, va via? Beh, vedremo. Federico chiarisce, è una decisione rinviata. Il Milan, Silva è un giallo, non va più al Monaco, mercato, Correa arriva lo stesso e il Milan ieri ha giocato contro il Bayern, tra l'altro ha anche giocato bene da quello che dicono le cronache, poi ne parleremo nel nostro spazio informativo sportivo della giornata. È tutto per il nostro spazio dedicato invece alla rassegna stampa, ci risentiamo domani.